Ben ritrovati dalla redazione. Ha lanciato il furgone a tutta velocità per circa 10 chilometri. Il Vasseur, che poco dopo l'una dell'altra notte è stato inseguito dalla squadra volante della questura giuliana dal valico di San Servolo fino al rione di Cattinara. La persona alla guida di un veicolo immatricolato in Francia è riuscita a fuggire a piedi e risulta latitante. Il furgone, all'interno del quale erano stipati 8 migranti, 5 siriani e 3 turchi, di cui una donna e un minore, era inseguito già in territorio sloveno dagli agenti della questura di Capodistria, i quali, nonostante i diversi tentativi di blocco, non sono riusciti a fermare la corsa del mezzo. Una volta entrato in Italia è riuscito ad aggirare anche l'equipaggio della volante, lanciandosi in una folle corsa per sfuggire alle forze dell'ordine. Le indagini per rintracciare il fuggitivo sono in corso in entrambi i paesi. Le 8 persone al momento non avrebbero richiesto protezione, per cui l'ufficio immigrazione sta valutando la loro posizione in merito alla possibile espulsione. Il minore è stato affidato ad una comunità. Oggi investire in Italia conviene, è il messaggio ribadito dal Presidente del Friuli Venezia Giulia della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federica, aprendo gli interventi istituzionali a Selecting Italy, evento incentrato sugli investimenti esteri in Italia, un evento organizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Conferenza delle Regioni, che si tiene al Generali Convention Center in Portovecchio in questi giorni, alla presenza di ministri e grandi personalità della politica nazionale. Completata la riqualificazione del Foro Romano e la piantumazione dei nuovi cipressi a San Giusto, è stato presentato ieri mattina dall'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder il nuovo assetto dopo la sostituzione integrale dei 2 filari esterni di cipresso dell'Arizona mediante la messa a dimora di 23 cipressi comuni. Si è quindi proceduto con la ripavimentazione tramite masegni storici, in tutto in linea con il cronoprogramma. Durante l'esecuzione degli interventi, ha spiegato Babuder, sono state eseguite delle indagini di natura archeologica che hanno restituito importanti informazioni sulla Trieste romana. Terminate le verifiche da parte degli archeologi, si è quindi proceduto alla ricostituzione dei filari esterni di cipressi con ultimazione delle operazioni nel mese di marzo 2024. Con l'inaugurazione consegniamo alla comunità un'opera nuova, un campo di calcio a 7 finanziato interamente dall'amministrazione comunale di Muggia, che si inserisce all'interno degli altri interventi a favore del complesso sportivo con fondi regionali già concessi pari a 1.370.000 euro. Lo ha riferito l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, intervenuto al taglio del nastro del campo di calcio a 7 a Muggia, che ieri ha ottenuto direttamente dal presidente della FIGC regionale Hermes Canciani l'omologazione ed è stato benedetto da Don Andrea Destradi, alla presenza fra gli altri il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: cielo variabile con nuvolosità più consistente sulla zona montana, specie verso sera, e maggiore probabilità di schiarite verso la costa. Venti a regime di brezza, zero termico ancora oltre i 3.500 metri. Temperature minime in pianura fra 10 e 13, le massime fra 21 e 24 gradi. Per quanto riguarda la costa, minime fra 13 e 15, le massime fra 18 e 21 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo, ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.